il nostro lavoro è scandito dalle stagioni e dal tempo meteorologico, quindi noi abbiamo bisogno di fare le cose quando è il momento, altrimenti le produzioni saltano. Il momento di emergenza assoluta provocata dal coronavirus non ferma il lavoro degli agricoltori che però accusano il colpo inferto alla filiera dalla quale ricavano il loro sostentamento. Orazio Darold, ex presidente di Coldiretti Belluno, anche questa mattina ha arato il suo campo. Per fortuna che possiamo lavorare i campi, preparare i campi, perché questo è il periodo della preparazione dei prati, dei campi per la semina, che in questo mese dovremo iniziare a seminare il mais e quindi ci è permesso di lavorare, se no sarebbe un disastro totale. Direttamente collegate al lavoro degli agricoltori ci sono tutte quelle attività chiuse per ordinanza ministeriale, quindi le mense delle fabbriche, i ristoranti, le pizzerie, i bar che non stanno acquistando e che stanno tenendo il prodotto fermo. Per Orazio Darold una perdita superiore al 30%. La ricostruzione dell'economia si prevede lunga e difficile e non solo per le limitazioni di carattere sanitario per contenere la pandemia. Poi c'è anche un altro problema che assistiamo in questi giorni, che è da parte dei grossi gruppi di acquisto, i grossi gruppi che muovono i mercati, che c'è in atto una forte speculazione sui prodotti, sia sui prodotti agroalimentari dal produttore, ma soprattutto anche sulla fornitura di mangimi sfarinati che noi diamo da mangiare ai nostri animali. E gli animali seguono il proprio ritmo biologico che non può essere interrotto, così denuncia Darold. Noi dobbiamo acquistare gli alimenti necessari da un mercato che sta approfittando e dall'altro dobbiamo vendere a prezzi inferiori stabiliti da chi in questo momento vuole solo trarre profitto.